Buonasera a tutti, oggi è sabato 16 novembre e con oggi sono 177 giorni che trascorrono su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. E quello che vedete in questo momento è il riparo che sono riuscito a costruire su questa gru a circa 35-40 metri d'altezza. Ehm, Come sapete, fino a poco tempo fa io mi trovavo a 60 metri d'altezza e ho passato parecchi mesi lassù. Adesso mi sono spostato più in basso per avere una situazione un po' più agevole. Come vi avevo già mostrato altre volte, sono riuscito almeno a questa quota, ho un pochino più di spazio, no? E sono riuscito a sistemare questo tavolino e una sedia. Come vedete lo spazio è estremamente ridotto, e- però almeno mi consente di poter scrivere un po' più agevolmente e comunicare con il mondo esterno. E mi rendo conto che magari per quelli che si sono imbattuti per la prima volta in questa storia, mi rendo conto che questa situazione è pazzesca, è surreale, no? Quasi da non credere. Che vedete non sono pareti in calcestruzzo o in mattoni, sono realmente pareti in semplice tela e dietro c'è il vuoto, no? E da questa parte non c'è il vuoto, però non c'è neppure un piano da poter calpestare agevolmente, come vedete, è parecchio impervio. Io qui mi sono fatto male parecchie volte perché se metti male la gamba, e vedete ci sono delle feritorie che comunque danno nel vuoto, e se si mette se si mette male il piede, si rischia veramente di farsi male, cosa che a me è capitato, e c'è mancato poco che mi spaccassi una gamba proprio perché ho infilato il piede in una di queste feritoie. E questo è veramente il minimo che possa capitare su un oggetto di questo tipo, che di certo non è stato concepito per ospitare la vita umana, e soprattutto non per così tanto tempo. Per questa notte, oltretutto, è stato dato un altro allarme meteo, e come potete immaginare per me è fonte di grande preoccupazione, perché qua non si sa mai come va a finire. L'ultima volta c'è stato questo stratempo l'altro giorno, e per fortuna che è durato poco, è stato intenso ma è durato poco, e questi teli hanno resistito come vedete, e speriamo che resistano anche questa volta, e soprattutto speriamo che il meteo si sbagli anche se ultimamente ci prendono abbastanza. Ecco, detto questo, oggi vorrei fare una specie di excursus, un riassunto anche per tutte quelle persone che ancora oggi pensano che io sia qui per protestare a causa di quel famoso incendio che c'è stato nel 2008, che ha distrutto completamente la mia impresa. Un incendio che ad opera uno squilibrato mentale, fondamentalmente, che ha pensato di distruggere la mia impresa dandogli fuoco, e cercando anche di bruciare vivo il sottoscritto. Per chi non lo sapesse, io in quell'incendio ero proprio all'interno di quell'incendio, e c'è davvero mancato poco che ci lasciassi la pelle. E questo a detta anche dei vigili del fuoco e della scientifica che ha fatto i rilievi. Io, se oggi sono qui a raccontarvi questa storia, lo dico sempre, devo ringraziare la Bora di Trieste. Il vento mi ha salvato la vita. Perché è vero che da una parte il fuoco ha bruciato tutto molto velocemente, però d'altra parte, io, essendo all'interno dell'incendio ed essendo completamente circondato dalle fiamme, potevo continuare a respirare grazie alla bora. Diversamente mi hanno
mi hanno detto, gli stessi vigili del fuoco, mi avevano detto che sarei morto soffocato in pochissimo tempo. E questo mi ha consentito di poter invece organizzarmi per potermi lanciare attraverso le fiamme e mettermi in salvo. Ecco, comunque, ecco, al di là di questo, l'incendio comunque non c'entra niente con il fatto che io oggi sia qui a manifestare, o almeno si spera che non c'entri niente. Perché dico si spera? Perché in un modo o in un altro questo incendio ha favorito questa multinazionale che oggi ha potuto sbranare la mia impresa, la Voce della Luna, senza dover neppure partecipare a un bando di gara. E questa è la cosa che fa veramente saltare dalla sedia tutti quanti e incazzare tantissimo il sottoscritto, ma non solo, ma tutti quelli che stanno osservando, stanno cercando di capire che questa vicenda, e più ci si addentra, più ci si rende conto che veramente è quello che sono stati capaci di fare di una schifezza in vera e conta. E la multinazionale in questione è la Pacorini Group e Paolo Fontanot, il Pane Quotidiano, i quali appunto non hanno avuto bisogno neppure di partecipare a un bando di gara per prendersi la mia impresa. E questo era abbastanza prevedibile, lo sapevamo tutti noi imprenditori balneari, che sarebbe andata a finire così, che questi famosi bandi di gara imposti dall'Europa sarebbero stati una grandissima fuffa, no? Come era una grande fuffa questa direttiva Bolkestein, dove tutti i nostri politici locali e nazionali si nascondevano, ed era come nascondersi dietro un dito. Perché dico che si nascondevano dietro il dito della Bolkestein? Perché semplicemente avevano gli strumenti politici e giuridici per poter superare e contrastare la Bolkestein, ma non li hanno voluti usare. Il motivo per cui non li hanno voluti usare, mi pare, insomma, per noi italiani è abbastanza evidente, perché faceva comodo, ovviamente, era l'occasione ghiotta per potersi sbranare le nostre piccole e medie imprese, quello che ha fatto continuamente questa finta Europa dei popoli, no? Da quando siamo entrati non ha fatto altro che distruggere le nostre imprese. E questo è la direttiva Bolkestein, era il cavallo di Troia, no? Su cui sono saliti i nostri politici, amministratori e tutte le banche, le mafie, le multinazionali d'Europa. C'era la torta delle concessioni delle coste italiane, cavolo, e ci sono saliti subito tutti sopra quel cavallo, ovviamente, no? E, è per questo che tutta questa storia fa schifo, perché è evidente che era la cronaca di una morte annunciata, di un disastro annunciato, e che questo impoverimento delle nostre imprese era artificiale, no? Era voluto, perché questo serviva appunto a favorire l'ingresso di banche, mafie, multinazionali e i soliti e inevitabili amici degli amici. E in qualche modo anche questo Dekovic, no? Ha contribuito all'ingresso, involontariamente o volontariamente, questo non lo sapremo mai, comunque ha partecipato a questo disastro, a favorire tutto questo letamaio, no? Che ha distrutto il nostro paese. Non lo sapremo mai, perché il personaggio in questione intanto è stato processato in terzo grado di giudizio, in via definitiva quindi, e, e, e a tutt'oggi è latitante. Quindi non solo gli è andata bene
perché veramente ha ricevuto una pena veramente minima, 4 anni e 6 mesi per aver distrutto un'impresa e tentato di uccidere una persona e bruciarla viva. Mi sembra veramente, cioè, una roba, quasi quasi conviene fare i criminali, fare i delinquenti, cioè veramente conviene fare i mercenari che fare le brave persone in questo paese. Ma questo è terrificante, proprio sono questi messaggi che arrivano, no? Che sono terrificanti. In questo paese fare le brave, essere delle brave persone, cittadini, ci si rimette perché dobbiamo combattere contro criminali come Dekovic, ma anche come persone come queste multinazionali, perché poi io penso che se questo Dekovic è senza ombra di dubbio uno squilibrato, uno che fa una roba del genere a posto con la testa non può essere, no? E sia che tu lo faccia per denaro, sia che tu lo faccia per divertimento, cioè va da sé che nessuna persona normale, io non mi sognerei mai, neanche se mi dessero 1 milione di euro, di uccidere una persona dandogli fuoco e distruggere la sua impresa, no? Va da sé che qualcosa nella testa non funziona, cioè devi avere veramente il cervello pieno di demoni, sei un mostro. Ma per me sono mostri anche queste multinazionali che approfittano, no? Adesso, per l'amor di Dio, io non dico che questi qua siano stati i mandanti dell'incendio, però sicuramente hanno approfittato di questa disgrazia. Ma le multinazionali stanno approfittando con la complicità dei nostri politici delle disgrazie di tutti noi piccoli imprenditori o semplici cittadini, stanno approfittando di questa crisi indotta, artificiale, no? Creata da questa finta Europa dei popoli, con queste scellerate direttive neoliberiste e chiaramente che stanno aprendo appunto la strada a tutta questa gente qui. È per questo che dico che sono dei mostri, perché mandano in disgrazia imprese, famiglie italiane, gente, cittadini onesti come me, cittadini semplici, li portano a togliersi la vita. Lo sappiamo che ci sono 5.000 suicidi all'anno in questo paese, gente alla disperazione, chi può scappa, è un disastro. E su questo disastro mangiano le multinazionali, banche, mafie, no? E questo è per questo che per me io li considero dei mostri. Ecco, come vedete si sta preparando, incomincia, chissà se riuscirò a finire in tempo questo video. Prima del diluvio, perché poi dovrò chiudere, perché naturalmente non si sa come va a finire, soprattutto non ho nessuna intenzione di bagnare lo smartphone, e quindi dovrò spegnere. Adesso finché avrò la possibilità continuerò a parlare. E, è per questo che io li definisco dei mostri, no? Questa Pacorini Group, questo Paolo Fontanot, questa gente qua che hanno approfittato sicuramente di una disgrazia, su questo non c'è dubbio, no? E poi così molto furbescamente non hanno avuto bisogno neanche di partecipare al bando di gara, e questo anche noi piccoli imprenditori lo sapevamo già che i bandi di gara sarebbero stati una fuffa, no? E, e anche questo sindaco Roberto Di Piazza, no? Io lo considero un mostro, perché non ho altre parole per definirlo, perché una persona che sapeva
lui e la sua amministrazione erano ben consapevoli di avere gli strumenti giuridici, ma doppiamente gli strumenti giuridici. Questa è la cosa pazzesca rispetto addirittura al governo centrale, perché io poi con la Bolkestein non c'entravo più niente, perché loro avrebbero potuto usare uno strumento di legge che consentiva loro di potermi estendere la concessione fino a 20 anni o addirittura darmi una concessione nuova proprio in virtù dell'evento, della catastrofe naturale che era stata questa, non l'incendio, ma bensì la mareggiata. Ecco perché lo ricordo, per chi non lo sapesse, che dopo l'incendio la Voce della Luna poi è stata ricostruita, no? Faticosamente. Io sono riuscito a recuperare dei soldini. Voi sapete che non è facile recuperare i soldi dell'assicurazione, soprattutto le assicurazioni non ti pagano tutto e subito, ti pagano, se ti pagano con i loro tempi e non ti pagano mai tutto il danno. Questo è pacifico. E io ero comunque molto faticosamente riuscito a recuperare un po' di soldini, meno della metà, ed ero riuscito comunque a rimettere in piedi e far ripartire la Voce della Luna, che come sapete è un'azienda sana, bella e produttiva, e dava lavoro a 15 dipendenti, e dopo l'incendio era ripartita come sempre alla grande, senza nessun problema, anche se in una forma ridotta, ma era ripartita alla grande. Poi c'è stata una prima mareggiata che distrusse tutto nuovamente, ma io anche in quel caso riuscì a recuperare dei soldi proprio grazie alla mia credibilità professionale, ed ero riuscito a rimettere ancora una volta in piedi la Voce della Luna e a farla ripartire alla grande. Poi ci fu una seconda mareggiata tremenda, e a quel punto però, ripeto, non è stata né l'incendio né le mareggiate a bloccarmi, ma sono stati proprio questi politici nostrani a bloccare la Voce della Luna, perché sennò io l'avrei ricostruita per l'ennesima volta e fatta ripartire e decollare come ho fatto sempre, no? Ma non è stato possibile, perché appunto loro si nascondevano dietro questa Bolkestein, dicendo che appunto la Bolkestein stracciava i nostri contratti e che bisognava andare in questo bando di gara internazionale. E allora voi potete capire che come non era possibile che noi piccoli imprenditori potessimo competere in un bando internazionale contro banche, mafie, multinazionali e amici di amici. È chiaro che saremmo stati tutti morti e sbranati, cosa che abbiamo visto, insomma, con quello che è successo con la Voce della Luna. Oltretutto questi, come ho detto, non hanno avuto neppure bisogno, la necessità di sfacciatamente, la necessità di partecipare al bando di gara, l'hanno presa così, d'amblè. E questa è la cosa che fa incazzare, che tutto qua è già dato tutto oltre, ma tutto era già oltre ancora prima che salissi sulla gru Ursus. Tutti lo sapevano, anche la questura di Trieste sapeva che questa storia era già andata oltre, che già si capiva tutto quello che era successo e dove erano andati a parare questi nostri bravi amministratori politici locali con queste multinazionali. Era questo l'obiettivo, no? Distruggere una impresa come la mia, togliere ai più piccoli per dare ai più grossi affinché diventassero sempre più grossi. Però io dico, allora un sindaco che fa una cosa del genere, no, rispetto a Ondekovic, che testa ha? Che cosa ha dentro? Cioè, quali demoni alberga in una persona così? Una persona che sapendo di avere gli strumenti porta veramente alla disperazione, all'esasperazione un bravo cittadino pacifico come me, che ha dimostrato di essere un bravo imprenditore. Io ho fatto l'imprenditore tutta la vita e mi pare di averlo ampiamente dimostrato e con successo. E questo uomo è stato capace di farmi fare questa via crucis, questa odissea, di mettere in pericolo continuamente la mia vita, la mia salute, e sta continuando a farlo, no? Impunemente. Che testa ha questo
questo sindaco, no? che per difendersi, no? Dopo essere stato smascherato, questo non ha altri argomenti che cercare di screditarmi con argomenti inconsistenti, farlocchi attraverso i suoi canali, che siano, non so, Trieste Prima piuttosto che Trieste Caffè, questi giornali sulla rete, o piuttosto che Tele 4, questa emittente locale, dove lui si difende dicendo beh, ma Di Finizio ha preso 180.000 euro dall'assicurazione, come se questa cosa c'entrasse qualcosa con quello che sto facendo, con quello che ha fatto lui. Cioè, pensate alla testa di questo uomo, cerca di creare confusione e gettare ombre su qualcosa che non ha nessuna ombra. Io ho preso quei soldi, lui lo sa benissimo, e quei soldi erano stati reinvestiti immediatamente per ricostruire dopo l'incendio La Voce della Luna, ma questa cosa il sindaco lo sa benissimo. Però, cioè, visto, poiché non ha argomenti, allora cerca di mandare questi messaggi fumosi come ma Di Finizio ha preso 180.000 euro, sì, perché se io prendevo 180.000 euro me li sarei messi in tasca, io adesso oggi sarei qui a protestare, no? Cioè, ma rendetevi conto che testa può avere una persona che fa una cosa del genere e dice delle cose del genere cercando di farle passare come giustificazioni, oppure una persona che si giustifica appunto tramite questi giornalisti, ma soprattutto che testa hanno questi giornalisti? Gente come Baciali, il direttore di Tele 4, che giustifica un troll che mi invita a togliermi la vita in diretta, lo giustifica dicendo che è normale che ci siano questi troll che mi istigano, che mi invitano a togliermi la vita perché io sto manifestando, no? Avete capito? Se manifestate, perché dovete stare zitti, non dovete manifestare, perché sennò dopo ci sono i troll che vi invitano a togliervi la vita, no? Allora non protestate. Se un sindaco vi rovina la vita, perché dovete protestare? No? Rassegnatevi, subite in silenzio qualsiasi sopruso, perché Bacialli ci dice che ci sono se no gli odiatori che vi vi inducono al suicidio, vi invitano al suicidio, no? Mentre i suoi giornalisti stanno zitti, anzi se la ridono. Vi ricordate quell'episodio infame con il giornalista Bosazzi e il direttore del Teatro Stabile Franco Però, che addirittura se la rideva e avrebbe voluto dare ancora più voce a questo odiatore che mi invitava a togliermi la vita. Questi che cosa sono? Che cosa hanno nella testa queste persone? Sicuramente Dekovic è uno psicopatico, su questo non c'è dubbio, uno squilibrato, ma questi che cosa sono? Questi vestiti da brave persone, cosa sono? No, che giustificano tutto questo schifo, che fanno passare tutto questo schifo. Un Bacialli che cosa ha nella testa? Un Avarino che cosa ha nella testa? Adesso non mi ricordo, un altro giornalista di Tele 4, vabbè, questi giornalisti che cosa hanno nella testa? È pazzesco. Un sindaco che saluta il proprio pubblico, il pubblico di Tele 4 col il saluto romano. Cioè, è pazzesco. È esattamente come questo Dekovic, ci sono delle foto che girano sulla rete, sappiamo che una cosa certa che sappiamo è che questo Dekovic militava nella destra triestina, come il nostro sindaco. Il nostro sindaco fa parte della destra triestina, e anche lui saluta la gente col saluto romano. Ma io
e anche tutto questa corte di questo sciame di troll, di fake, di odiatori, poi si scopre che il comune denominatore è sempre questa linea nera, fanno tutti parte di questa destra o estrema destra, triestrina, ma il trade union di tutta questa gente qua è sempre questo filo nero che li unisce, e questo è terribile. Insomma, alla fine questa cultura, questa sottocultura primitiva e aberrante ci viene riproposta, no? Poi lo sappiamo poi alla fine, no? I malvagi si ripresentano sempre, no? Cambiano bandierine, cambiano sigle, mostrine, divise, ma poi alla fine si ripresentano sempre. Eccoli qua, sono ripresentati con questi loro demoni nella testa, perché se delle persone che compiono dei gesti del genere, che fanno queste cose, secondo me hanno veramente la testa piena di demoni, no? Un sindaco che si vanta pubblicamente di aver preso per 4 soldi un terreno pubblico che non poteva prendere e di esserselo rivenduto per 370.000 euro, e l'unica giustificazione che ha è quella di dire che, beh, insomma, tanto nessuno mi fa niente, nessuno mi ha fatto niente. E cosa vuol dire? Ma per il fatto che, allora che cosa ci stai raccontando? Che tu hai tessuto una tale rete attorno a te che nessuno ti può toccare? È per questo che fai tutte le schifezze che stai facendo? È per questo che ti permetti di tenere una persona 170 giorni, 6 mesi su una gru, pur sapendo che tu tutte le schifezze che hai fatto? Cioè, è per questo, perché lo sai che tanto nessuno ti fa niente. Questo ci stai raccontando? Non so, è come se ci stesse raccontando, vedete, come questo Dekovic, anche lui dovrebbe essere in galera, è stato condannato in via definitiva, eppure nessuno gli fa niente. Ma cos'è? Qual è la morale della favola di tutta questa storia? No? È che essere criminali conviene di più che essere delle brave persone. Questo ci stanno raccontando? Cioè, un sindaco che si difende dicendo, beh, ma tanto anche il sindaco precedente, insomma, il sindaco che è venuto, anzi no, dopo di lui, dopo che lui aveva fatto il danno, il sindaco non ha fatto niente per definizio, anche lui l'ha tenuto 80 giorni sulla gru. E questa è la giustificazione, vi rendete conto? Come se questa potesse essere una giustificazione, come lui dice, beh, io sono di destra, ma lui è di sinistra. Ma lo sappiamo tutti che questa è sinistra, il PD non è sinistra, è una sinistra che sostiene le politiche turbocapitaliste di questa finta Europa dei popoli, non può essere di sinistra. Uno che sostiene queste politiche dell'estrema destra finanziaria, sempre destra è, no? È come dire sì, sono comunista ma sono anche fascista nello stesso tempo. È chiaro che è una contraddizione, no? O sei l'uno o sei l'altro. È per questo che poi questa sinistra ha fatto la fine che ha fatto, no? È diventata indifendibile e incredibile agli occhi della gente, no? E sta scomparendo. Semplicemente perché non è sinistra, sta facendo le stesse politiche che stanno facendo la destra di Piazza, no? È per questo che hanno bisogno appunto di screditare questa manifestazione, perché sono tutte e due due facce della stessa medaglia, e quindi questa manifestazione è ovvio che disturba e scatena l'ira e l'odio di tutta questa gente delle finte destre e delle finte di sinistre, e scatenano questo sciame, ovviamente quello che vediamo di troll, fake, odiatori che
ed è l'unico modo, l'unico argomento che hanno è la calunnia, l'offesa, il dileggio. A questo siamo arrivati, questo è questo sistema a cui stiamo assistendo, ed è per questo che io mi batto e mi batterò fino alla morte contro questa gente, contro questa sottocultura primitiva e aberrante. Ecco, si sta facendo sentire, sta arrivando, e spero di finire a dire quello che volevo dire. E che è sostenuta da tutto questo, appunto, questa rete, no? Di giornalisti asserviti a loro, no? E che cercano in qualche modo di screditare un pacifico e onesto cittadino. Avete capito come funziona adesso, no? Allora, noi cittadini che ci cerchiamo di difenderci come possiamo da questo sistema, dalle ingiustizie, eccetera, ci coprono di insulti, di tutte le cose peggiori possibili, e siamo semplici cittadini, no? E questi criminali diventano le brave persone e sono a piede libero e diventano politici, occupano cariche importanti, diventano sindaci, diventano capi di partito, diventano capitani di impresa, di multinazionali. Ecco come funziona. I criminali fanno strada e sono a piede libero, cioè ricordiamo, Dekovic è a piede libero, di piazza fa il sindaco e si vanta e mente a ciclo continuo. Abbiamo visto quello che ha detto, è stato capace di dire e di mentire davanti alla Toffa sulla questione Ferriera, e dopo 100 giorni doveva chiudere la Ferriera ed è ancora lì a intossicare la gente, a uccidere la gente, ad ammalare la gente, no? È così, ed è per questo che dico che questa cultura, questa sottocultura è primitiva, aberrante, è malata e genera malati come Dekovic, che non è nient'altro che l'ultimo anello di questa scala, di questa catena alimentare turbocapitalista, dove vince il più brutto, sporco e cattivo. Cioè, avete capito che società di merda stiamo costruendo, hanno costruito, e glielo lasciamo costruire a questi criminali, no? Cioè, vince più brutto, sporco e cattivo, vince un Dekovic, vince una Pacorini, un Paolo Fontanotto, vince un Roberto Di Piazza, no? Che si vende, che si vanta, che tanto nessuno gli fa niente, no? E noi possiamo permettere tutto questo? Vince un prefetto, Valerio Valenti, no? Cioè, vuol dire, se questo Dekovic è uno psicopatico, allora un prefetto come Valerio Valenti, che ci mette 45 giorni per fare una telefonata a un sindaco, che cos'è? No, cioè, è ovvio che noi siamo tutti morti con questa gente qui, con questa classe politica e istituzionale, così, siamo tutti morti. Cioè, ma domandatemi, ma che cosa hanno nella testa queste persone rispetto a un Dekovic? Dekovic è proprio più piccolo, è la bassa manovalanza di questo sistema, no? Il sistema ha bisogno di questa bassa manovalanza, di questi mostri come Dekovic, per creare sempre più paura, insicurezza, destabilizzare noi piccoli cittadini, piccoli imprenditori. Ha bisogno di mostri come quelli che hanno ucciso i due poliziotti qua a Trieste. Questo sistema ha bisogno di questi mostri, no? E poi fanno questi teatrini, no? I funerali di Stato, che sono una cosa vergognosa, schifosa da vedere, perché quei mostri li hanno creati proprio loro. Ecco, è questo quello che volevo dirvi questa sera. State attenti, fate attenzione, perché se col vostro silenzio assenso permettete che questi mostri
continuano a generare altri mostri e a distruggere le vostre imprese, così, garbatamente, pacatamente e educatamente, no? Li vediamo, no? Io veramente sono scandalizzato. Un sindaco, cioè, ma un sindaco che non ha nessun minimo di autocontrollo, l'abbiamo visto, un sindaco che fa il saluto fascista, un sindaco che mostra il dito medio in pubblico, un sindaco che si permette, che ha scatti di violenza e spacca la bandiera triestina dalle mani di un cittadino, come se fosse lui l'autorità sovrana e assoluta di questa città. Ma come possiamo permettere una cosa del genere? Come si può permettere che una persona così gestisca una città? Lo stiamo permettendo noi. Cioè, io combatterò, l'ho detto e lo ripeto sempre, io di fronte a questa cosa non mi fermo, questo è troppo, per me è troppo, e io combatterò ovviamente fino alla morte tutto questo schifo, probabilmente mi ammazzeranno, ma questa gente sarà maledetta a eternum, questo ve lo garantisco, vi giuro davanti a Dio e uomini che io questa gente qua la combatterò fino alla morte, fino all'ultimo sangue. Buona serata a tutti.